Va ora in onda la rassegna stampa. E le 7, qui mi 3 alle 8, 35 minuti e 25 secondi, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 4 di agosto dell'anno del Signore 2026, cominciò la nostra trasmissione, vi ricordo come sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la Zappa o WhatsApp che dir vogliasi, oppure 0292947222 se volete dire la vostra attraverso il telefono. Simone, il nostro consueto pescatore di magiche onde, buon lavoro a te caro amico e avete appena ascoltato il disco start, oggi andremo con i telefilm che d'estate allietavano le nostre mattinate negli anni 80 e un po' 90, John Parker, il tema dei chips, 1977. Tanto e tale fu l'influenza dei chips sull'immaginario collettivo che ricordo che quasi 30 anni fa c'era questo signore Mastro Domenico, si chiamava, nella piazza principale del paese, a un certo punto arrivò la volante della polizia e Mastro Domenico era conosciuto e chiese se potesse utilizzare il baracchino della volante per fare un saluto a tutti i colleghi dei poliziotti che erano in servizio. Lui acchiappò la cosa e cominciò: L7, qui c'è uno scontro in via Tal dei Tali. Dopodiché dovette intervenire il poliziotto e dire: no ragazzi, sta scherzando, è tutto a posto. Insomma, i chips hanno fatto anche questi danni, ma sono danni alquanto piacevoli. Andiamo a vedere adesso le agenzie. L'ANSA, dopo la crisi a Ceuta, Madrid attacca Roma, richiamo di von der Leyen all'unità sui migranti, oggi c'è la videocall,
Il ministro degli esteri spagnolo, l'Italia non è all'altezza, Tajani al Viminale, da noi crollo degli sbarchi, l'affondo di Trump, l'immigrazione sta uccidendo l'Europa. Ucraina-Russia, droni contro una zona industriale vicino Mosca, 5 morti, 6 feriti. L'Iran gela gli Stati Uniti, non è previsto alcun colloquio. E ancora, fake video dell'incidente in Perù e incoerente col relitto dell'aereo precipitato. La novità, all'estero solo con la carta d'identità elettronica, addio a quella di carta, i comuni potranno rilasciare un documento provvisorio. Infine, allarme Ariana Grande, dopo il tour una lunga pausa dal pubblico, troppa pressione mediatica, Glinda cancella anche uno show al Barbican nel 2027. Diamo un'occhiatina pure alla BBC, poi passiamo alle prime pagine dei quotidiani. Anche qui si parla di Ceuta. L'Unione Europea chiede un rafforzamento del controllo dei propri confini dopo appunto l'invasione degli immigrati in quel di Ceuta. Ursula von der Leyen ha chiesto di agire poco prima dell'inizio di un urgente incontro tra i ministri degli esteri dell'Unione Europea per discutere questo tema. E poi vedete qui di spalla a sinistra, la Russia dice che ci sono 7 morti e 40 feriti a causa di un attacco di un drone ucraino che ha colpito una spiaggia affollata. Di che cosa si parla oggi? Le prime pagine dei giornali sostanzialmente parlano di Ceuta, del campo largo e poi della questione spin time a Roma, di questo se ne occupa soprattutto Il Tempo, e sulla Verità un'interessante intervista al ministro Valditara che parla di un tetto per quanto riguarda la presenza di stranieri nelle classi. Cominciamo ora con i quotidiani. Avvenire, il quotidiano dei vescovi, eccolo qui, Il Fatto, oggi il vertice dei ministri all'interno UE, von der Leyen tende la mano a Sanchez, restiamo uniti, duello all'europea, il governo spagnolo attacca quello italiano, Meloni insiste sui centri esteri di rimpatrio, la maxi sanatoria di irregolari in Spagna, lavorano e spingono la nostra economia. Fotonotizia a centropagina, il Myanmar, solo un piccolo segnale dal regime, riappare Aung San Suu Kyi dopo anni di buio. Testimonianza, Cisgiordania, tra i coloni anche i pentiti pronti a lasciare, e poi l'Ilva, Industria, la protesta per chiedere una soluzione, le altre imprese in crisi, operai in sciopero a Taranto, Ilva persi tempo e occasioni. Corriere della Sera, mitico corrierone, migranti, oggi il vertice europeo voluto da Roma, von der Leyen e Sanchez rafforzare le frontiere, il duello tra Spagna e Italia, Madrid attacca sugli sbarchi, la replica del Viminale, con Meloni sono in calo. Intervista al ministro Tajani, di spalla, giro un dovere, vanno protetti i nostri confini, fotonotizia a centropagina, folla per l'ultimo saluto, i suoi ragazzi intonano Io vagabondo, l'addio a Don Mazzi tra girasoli e canzoni. Di spalla il vicepresidente del CSM, Caso Ruggero, parla il dottor Pinelli che dice il codice ha bisogno di modifiche, la battaglia sulle chat, Del Mastro, la giunta vota e si spacca. E poi abbiamo la storia incredibile, agghiacciante, l'assurda morte del povero Federico Venco in quel di Varese, che è morto semplicemente perché un tizio lo ha scambiato come un potenziale rivale in amore di una sua ex fiamma e quindi lo ha ammazzato. Ecco, Varese, l'ex dell'uomo che ha ucciso il motociclista scambiandolo per un rivale, ho visto bene, lui voleva investirlo. Il Domani, Trump, l'immigrazione uccide l'UE e l'Europa sempre più a destra, Sanchez isolato, migranti, nuova lite Italia-Spagna, i dati confermano l'inutilità dei CPR. Il governo spagnolo accusa Roma di gestire male i flussi migratori, italiani e piantedosi rispondono con Meloni meno 60% di arrivi. I numeri smentiscono la necessità dei nuovi centri migranti. La segretaria tiene il punto su Kiev, Schlein a Conte, primarie dopo il programma. Chi vince le primarie deve guidare tutta la coalizione. L'analisi, stragi nere, mafie, disinformazioni, chi sta trollando la democrazia. Fatto Quotidiano, Riarmo, la Lega strilla, Giorgetti media, il governo compra da Tel Aviv. Safe, finte liti, veri droni dagli israeliani, commesse già partite, Giorgetti domani in aula, il TAR rinvia a Strasburgo l'appalto extraeuropeo, le primarie dissidi su armi a Ucraina, Schlein versus Conte, difficile una risoluzione unitaria, nel PD sognano la lista Draghi, l'ex ministro Umerov, nuovo capo degli 007, droni di Kiev in Crimea, 11 civili morti, 40 feriti su 2 spiagge vicino a casa Putin.
Il Giornale, il vertice europeo sull'immigrazione, sfida Meloni, hub fuori dall'UE. Oggi i ministri dell'Unione discutono la proposta italiana, centri nei paesi sicuri fuori dai confini con vantaggi economici, taglia i dazi. Verso la vittoria del modello Albania, uno smacco per sinistra e ONG. Il reportage qui a Ceuta tra i bivacchi dei migranti. Di spalla un arresto, pure jihadisti infiltrati tra chi è arrivato. Ecco, questo per risposta alla solita retorica di chi scappa dalle guerre, eccetera, eccetera. La moglie di Ruggero, il carcere di Mario, vive con un narcos e cena con Bossetti, l'intervista di Oara Borselli. Tensione senza fine, campo largo, lite sulle primarie, scontro Schlein-Conte su Kiev. Elli risponde all'ex premier su Ucraina e scelta del candidato. Non funziona così, prima serve un programma condiviso. Il Tempo, tutte le balle di Pedro. La Spagna sparacchia accuse a vanvera contro l'Italia, ma sono 3 autogol. Non c'è stata alcuna solidarietà iberica verso di noi, anzi Open Arms ha imperversato. Gli sbarchi in Italia sono crollati, meno 55% rispetto a un anno fa a Lampedusa e finalmente fuori dall'emergenza. Sceneggiata spin time, tra gli occupanti spunta pure Saviano, qui si difende la Costituzione, piazzata a Santa Croce con la Guzzanti e l'immancabile Don Mattia. Spreco capitale, spianata Termini, pavé da rifare per il peso dei bus. Ritorna l'asfalto. Di spalla, dove scappi mascherina? I trucchi di Giuseppe. Alla fine Conte ha dato ieri le sue dimissioni dalla commissione Covid, ma intanto per l'audizione lui stesso si era scelto una data impossibile. Oggi erano previste votazioni in aula, la seduta di commissione è stata sconvocata e adesso l'intervista a Bignami, Conte come le 3 scimmiette, l'aspettiamo al varco, prende in giro gli italiani da 2 anni. Quello che non torna dalla Corte dei Conti a Benotti, le nostre 10 domande al leader 5 Stelle. E poi vedete a centropagina il tempo di Osho, il momento più divertente di tutta la rassegna stampa. Eccolo qua, con questo sorriso a 32 denti che sembrano 64, a Costa d'Avorio. O c'è Sanchez nell'infame o famigerato video dalle Canarie, tutto simpaticone, che dice: Ho fatto un'altra playlist con tutte le cazzate che ho sparato. Date una medaglia a quest'uomo, vi prego. La Repubblica, lo stop di Schlein a Conte, leader 5 Stelle che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti di Kiev, la segretaria PD replica: non funziona così. Con AVS ribadisce: prima programma condiviso, poi voto sul candidato premier. Renzi si scelga presto. Blitz di Salvini ai lavori pubblici per garantire il via libera al ponte. Matteo Salvini rinnova in anticipo rispetto alla scadenza il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che è chiamato a pronunciarsi sul ponte sullo Stretto. Tra i nomi anche un componente del comitato scientifico della società Stretto di Messina SpA e un iscritto al comitato Ponte Subito. Invece se avessero messo un no ponte probabilmente sarebbe stata un'elezione buona, giusta, santa e benedetta da Dio. L'intervista a Franceschini, basta liti, chi vince sia la guida di tutti. A Vicenza la truffa del falso anfiteatro che nessuno abbatte. Tiremmo innanzi, la stampa, eccoci qua, migranti, la Spagna ci attacca, oggi il vertice dei ministri dell'interno UE, rimpatri e tutele, la Premier al lavoro per limitare l'azione della Corte dei diritti umani. Il vostro governo non è capace di gestire gli arrivi, noi sì, la replica con la Meloni, sbarchi in calo. La ministra Robles, possibile organizzazione delle mafie, accusa Rabat, a Ceuta si indaga. Polemica sulle armi a Kiev, la segreteria PD, chi vince deve guidare l'intera coalizione, non solo il proprio partito. Schlein frena Conte, il programma, poi le primarie. Ora io, per carità, votate chi cavolo vi pare, ma vi chiedo, ma voi una coalizione che senza manco aver cominciato già l'occhio destro odia il sinistro nella stessa faccia, la votereste? Meditate, gente, meditate. Fotonotizia a centropagina, Ariana ha detto basta, la cantante annuncia il ritiro dalle scene per un periodo, troppe pressioni sul suo aspetto fisico. La Verità, Valditara alla Verità, pronta la circolare per mettere un tetto agli stranieri in classe, l'intervista del nostro Francesco Borgonovo. Tra l'altro il divieto di burka a scuola, chiede Francesco, da inserire nel DDL sicurezza, risposta di Valditara, il divieto di tutti gli indumenti che mascherino il volto come burka, niqab simili. Nelle scuole dove c'è un'importante densità di studentesse che provengono da paesi con forte radicamento religioso islamico, alcune portano il niqab. E quindi vedremo poi dopo cosa dice
il ministro Valditara. Intervista anche a Piantedosi sulla crisi dei migranti. La Spagna ci attacca, ma con noi meno 82% di sbarchi. Madrid, alcuni governi non all'altezza sugli irregolari. Il titolare del Viminale replica, critiche immotivate sui controlli alle frontiere, arrivi in forte calo con l'esecutivo Meloni. Per i domiciliari sul Roggero c'è una via d'uscita pure dopo il niet di Mattarella. Fotonotizie centropagina, a Roma i Dem tifano con chi occupa con la K. I palazzi a Firenze incassano con gli affitti brevi. I servizi attesi di Rianucci e Company, le carte che inchiodano Report, rettifica del San Donato, snobbata. Libero, eccolo qui, Conte scappa ancora, ci prende in giro, l'ex premier si dimette dalla commissione Covid in vista dell'audizione di oggi, che però è rinviata per impegni del Parlamento. Un altro trucchetto. Saviano sta con l'illegalità, lo scrittore difende gli abusivi dello spin time, sinistra a pezzi, e gli dice di no alle primarie sull'Ucraina. Andiamo a vedere adesso Italia Oggi, eccolo qui. Studi, il tirocinio va retribuito. Ok del Senato alla riforma di 15 professioni ordinistiche, ogni attività lavorativa che la legge non indica come riservata a una o a più professioni va considerata libera. Ogni attività lavorativa che la legge non indica come riservata a una o più professioni va considerata libera, può essere svolta da tutti gli altri autonomi. Per le nuove leve di un segmento che raggruppa circa 700.000 soggetti nel nostro paese, si profila all'orizzonte una riorganizzazione della disciplina del tirocinio. Lo stabilisce il DDL delega per il riordino dei criteri per l'esercizio di 15 professioni regolamentate, approvato ieri dal Senato. Ne scrive la brava Simona D'Alessio, pagina 26. Trenitalia e gli italiani hanno resistito, nonostante tutto, al grande esodo, il racconto di Pierluigi Magnaschi di un viaggio in treno, poi abbiamo stop all'obbligo di portare la patente e la carta di circolazione, casco per i ciclisti fino a 14 anni, ne scrive Enrico Santi a pagina 19. Riforma fiscale. Oggi all'esame del Consiglio dei Ministri il decreto sulla giurisdizione tributaria, il decreto omnibus, quello sul federalismo fiscale, Francesco Cerisano a pagina 21. Edilizia. Dal 3 agosto si può costruire o ristrutturare gli immobili solo applicando le nuove regole sulle energie rinnovabili, Angeli a pagina 24, e poi il diritto al rovescio di Pierluigi Magnaschi, implacabile come sempre. Non c'è dubbio che l'invasione di 50.000 ragazzi a Ceuta sia stata resa possibile da un temporaneo anomalo allentamento del controllo marocchino, oltre che dall'interessata diffusione di informazioni o disinformazioni sui social. È plausibile che Rabat abbia utilizzato il controllo della frontiera come leva politica nei confronti della Spagna e indirettamente dell'Unione Europea, in continuità con l'episodio analogo di invasione marocchina del 2021. Si tratta di una strategia già sperimentata anche dalla Bielorussia nei confronti dell'Europa. La Turchia ha più volte fatto ricorso al controllo dei rifugiati come leva negoziale. Inutile farsi troppe illusioni, la gestione dei flussi migratori è ormai uno strumento di pressione geopolitica, una forma di guerra ibrida, spesso impiegato politicamente contro l'Unione Europea. Andiamo poi avanti con i nostri amici del Quotidiano di Sicilia, l'apertura, giovani in fuga, lavoratori introvabili, così la Sicilia affossa il proprio futuro, isole in crisi per decenni di formazione inadeguata e scarso ricambio generazionale. Abbiamo poi politica siciliana, terzo mandato dei sindaci, sul dossier del centrodestra adesso rischia il cortocircuito, istituzioni, Madrid punge, Roma non all'altezza della questione migranti, la replica del Ministero dell'Interno, gli sbarchi sono in calo. Ceuta e ancora alta tensione Italia-Spagna, le opposizioni a Meloni, venga in aula. Ambiente, studio CNR-IRET, tra le soluzioni un aumento della copertura arborea fino al 30%, più alberi, più salute, una ricerca contro le ondate di calore. Beh, se voi pensate a come sono combinate le nostre città, specialmente Milano, che è una colata di cemento, non è difficile immaginare il fatto che divengano dei veri e propri fornelli che poi costringono ad accendere l'aria condizionata butta fuori aria calda e la temperatura sale bellamente. Abbiamo ancora tempo, quindi diamo un'occhiata anche ai giornali locali. Siccità, Brescia oggi, siccità, cresce l'emergenza, acqua a rischio in 15 comuni, laghi e fiumi in sofferenza. Corriere del Mezzogiorno Campania, l'emergenza bradisismo, Pozzuoli allo stremo, già 200 gli sgomberi, manca l'acqua. Corriere del Mezzogiorno Puglia, la visita, incontro con l'ambasciatore Fertitta, gli investitori USA credano nella Puglia, l'idea di un consolato.
Corriere del Trentino, politica, l'autunno caldo di Fugatti, agenda fitta tra scuola, legge elettorale, suicidio assistito, elezioni politiche e DE in borsa. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, sanità, arrivano gli infermieri sudamericani, regione in campo per colmare i vuoti, si parte da Belluno, Gerosa, anticipiamo le emergenze. Bergamo, Corriere della Sera, ovviamente, il dorso di Bergamo, trasporto elettrico e BRT, la partenza col traffico soft, pareggio tra pullman e macchina da Verdellina al capoluogo, 40 minuti e qualche criticità. Corriere della Sera, dorso di Brescia, cronaca, altre 2 vittime sulla strada, Samir Nasid e Amine Satifi erano a bordo di una Ford Focus che è finita nel fosso. Corriere della Sera, dorso di Milano, il fondatore di Exodus, Milano dice ciao a Don Mazzi, il saluto ripetuto 3 volte, lo slogan che il sacerdote ha chiesto di incidere sulla sua tomba. Andiamo a vedere il Corriere Torino, l'ONU chiuderà una sede a Torino, 100 posti a rischio, il voto e il trasloco allo Staff College a Ginevra. Corriere dell'Alto Adige, infrastrutture, TIR, stop alle prenotazioni online. Corriere di Bologna, il caso, ecco come sarà il nuovo stadio, il presidente della Fiera Calzolari, serviranno almeno 250 milioni, il progetto a settembre. Corriere Fiorentino, la Toscana, caldo record, emergenza doppia, i dati dell'AMMA, qui il cambiamento climatico pesa 2 volte più della media globale. Corriere della Romagna, edizione di Rimini e San Marino, sale l'attesa per l'arrivo del pontefice in Romagna in fila per Papa Leone. Posti disponibili esauriti a San Marino, in Duomo al meeting per la visita il 22 agosto, intanto si moltiplicano le iniziative in spiaggia e nelle parrocchie in vista dell'evento. Chiudiamo con la Gazzetta del Sud, edizione di Messina. Messina ha trovato il quarto corpo, è quello di Sara Leone, sorella di Carmelo e di Rosa, estratti dalle macerie nei giorni scorsi, continuano senza sosta le ricerche del cognato e del collaboratore domestico cingalese. Con questo noi passiamo adesso, sono già le 8:54, quasi le 8:55, passiamo allora ad aprire con Ceuta e andiamo direttamente nel riassunto, nel resumé che viene fatto dal quotidiano di Sicilia. Madrid punge, Roma non è all'altezza sui migranti, la replica del Viminale, gli sbarchi sono in calo. Ceuta è ancora alta tensione Italia-Spagna, le opposizioni a Meloni venga in aula. AVS, PD, 5 Stelle hanno chiesto un'informativa alla Premier sulla sospensione di Schengen. Rimane ancora alta la tensione tra Italia e Spagna dopo la crisi diplomatica esplosa a seguito dei fatti di Ceuta e la conseguente decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con Madrid. Il ministro degli esteri spagnolo ha puntato il dito contro chi non è stato all'altezza, riferendosi in particolare al nostro paese. Ci sono stati paesi e governi che non si sono dimostrati all'altezza, oltre a politici e partiti, anche in Spagna, ha dichiarato José Manuel Albares all'emittente RTVE, cioè la radio TV di Stato spagnola. Il governo italiano è stato uno di questi. Qui in Spagna sento dichiarazioni irresponsabili da parte del Partito Popolare e di Vox, ha proseguito. Questo è un momento in cui esigo e chiedo unità da tutte le forze politiche attorno a 2 città spagnole, Ceuta e Melilla, e unità da tutti gli europei attorno a 2 città europee, ha affermato, convinto della specificità del confine di entrambe le città autonome. È l'unico confine esterno dell'Unione Europea che è terrestre con l'Africa. Non possiamo affrontare quel confine come affrontiamo qualsiasi altra città di confine in Europa, ha argomentato il capo della diplomazia spagnola, insistendo affinché ciò venga riconosciuto anche da Bruxelles, in vista della riunione dei ministri dell'interno che si terrà oggi. Rafforzare questi meccanismi, ricordare a tutti gli stati dell'UE che senza solidarietà non c'è Europa. Albares ha poi ricordato che l'Italia è il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa, mentre la Spagna è quello col minor numero. All'Italia piacerebbe risolvere la situazione a Lampedusa come è stata risolta quella di Ceuta, ha concluso. E allora? E allora andiamo a vedere se le cose stanno davvero così. Andiamo sul Corriere della Sera, dove c'è un'intervista al ministro degli esteri Tajani, eccolo qui, pagina 3. Capisco il loro nervosismo, sui migranti gli spagnoli hanno fallito, Ceuta non è un fatto marginale, agire era un nostro dovere. Il vice premier, Madrid regolarizza gli stranieri senza consultarsi, non va bene. E il ministro Tajani dice alcune cose.
Ognuno fa le sue valutazioni, noi l'abbiamo basata su elementi oggettivi, analizzati dai comitati istituzionali competenti. E che fine faranno i 5.000 migranti subsahariani a Ceuta che non potranno essere rimandati in Marocco? Dove andranno? Non è un caso che il governo socialista della Danimarca abbia condiviso per primo le nostre preoccupazioni insieme a tanti altri stati dell'UE. Quello che è successo a Ceuta non è qualcosa di marginale, è un rischio per tutta l'Unione ed è nostro diritto chiedere misure aggiuntive, chiarimenti, misure preventive perché questi fatti non si ripetano e non compromettano il tessuto sociale di altri membri della UE. Secondo il governo spagnolo arrivano in Italia il doppio di irregolari di quanti arrivano in Spagna e dunque la vostra posizione è solo dettata da convenienze elettorali. Anche in questo caso non sono d'accordo. In primo luogo con i numeri che citano che sono datati, precedenti al 2021. I dati veri sono altri. Da noi c'è stato un dimezzamento degli arrivi irregolari, anche grazie a una politica estera che sul dossier migratorio sotto il governo Meloni è stata più che responsabile, a cominciare dagli effetti di un piano Mattei che è sistemico e che sta dando i suoi frutti. Eppure, altre analisi dicono che le politiche migratorie della Spagna sui migranti, inclusa la regolarizzazione di 500.000 stranieri già inseriti nell'economia del paese, funzionano e hanno un effetto sul PIL che si riverbera sui dati di un'economia che per salari e produttività è molto avanti rispetto a quella italiana. La Spagna sta regolarizzando 500.000 stranieri irregolari, dice Tajani, e lo sta facendo senza aver condiviso questa scelta con nessuno dei partner europei, e questo non va bene. Ora addirittura si apprende che sono 1.000.000 le domande di regolarizzazione, e chi impedisce a queste persone di circolare liberamente nell'area Schengen? La Merkel, quando era al governo, ha accolto più di 1.000.000 di stranieri siriani o afghani integrati nell'economia tedesca. Non ha chiesto il permesso agli Stati europei, ha fatto una scelta politica. E noi in questo caso non la condividiamo. Ma quel 1.000.000 di stranieri si trovava già in Germania. Era una situazione completamente diversa da Ceuta. Del resto ci sono dei precedenti. Abbiamo già sospeso Schengen con la Slovenia e nessuno ha obiettato nulla. Per noi non esiste una politica del diritto assoluto a emigrare. Fra l'altro, anche il PPE spagnolo è molto critico con le scelte di Sanchez. Cosa pensi di quello che ha detto Conte sull'Ucraina? Vorrei capire cosa pensano il PD e la Schlein, il cui silenzio di un giorno sulle parole di Conte è stato assordante. Sono dichiarazioni di un ex premier che si commentano da sole. A me sembra che l'unico che insegue veramente Vannacci su posizione filorusse sia Conte e ritengo sia piuttosto grave. Vorrei capire come si candidano a governare, con quale linea. Adesso pausa perché sono le 9, ci sentiamo Stu Phillips, il tema di Supercar 1982, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Knight Rider, a shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Michael Knight, a young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless, in a world of criminals who operate above the law. One man can make a difference, Michael. E allora sono le 9:02 sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, come sempre, per questa rassegna stampa. Dunque, leggiamo un po' che cosa
ci scrivete al 340-670-9659. Buongiorno, divieto di vestire non solo a scuola ma ovunque con burche e vele e tuniche, l'emigrazione, riforma seria fiscale, sistemare la questione ILVA, riallacciare i rapporti economici con la Russia e infine infermieri e medici italiani in sanità. Vasto programma, amico mio, ma come la giustifichiamo col fatto che molto spesso infermiere e medici italiani preferiscono andarsene all'estero dove li pagano meglio? Pensaci. Buongiorno, mi permetto di inviarvi questo articolo. Avviene anche a Verona, qualche scherzetto. È un pezzo di ieri dell'Arena di Verona, un pakistano che si è buttato contro l'autobus in bicicletta e si è denudato. 25enne arrestato. Ce n'è gente che con la testa non ci sta. Poi qualcuno che non si firma e mi scrive: poche balle, un ministro innamorato può dire quello che vuole, ma governo di destra uguale record di clandestini, nessun sinistrato più immigrazionista di Giorgia. Ma veramente non è vero. Cioè, i dati dicono che non è vero. Record di pressione fiscale, impossibile far peggio, il mio voto a Vannacci non ve lo toglie nessuno. Vota, poi vediamo che cosa ottieni. Ce n'è di gente che è convinta di prendere la vacca per i testicoli, quindi figuriamoci, vota pure, che problema c'è? È democrazia, dopo tutto, no? Tanto, l'altra volta c'era quello che doveva mandare tutti a fanculo e aprire la scatola di tonno nel Parlamento, e tutti, sì, bravo, bravo, Poi però hanno scoperto che il tonno era buono. Ora ci abbiamo a questo che sbatte i tacchi e tutti ci mettiamo sull'attenti. Sì, come no? Ci devi credici. Allora, parliamo in una democrazia, grazie a Dio, queste cose sono sempre marginali. Andiamo a vedere adesso la verità, il ministro Piantedosi. Parliamo appunto di sbarchi. Cosa dice il ministro Piantedosi? La politica permissiva aumenta gli sbarchi, il capo del Viminale, a sinistra si considera positiva l'immigrazione irregolare. Chiediamo dall'UE di essere più rigorosa con certi Stati membri. Le loro decisioni hanno effetti su tutto il continente. Strumentale la polemica di Madrid, con noi arrivi crollati dell'82%. Caro amico che non ti firmi, che vai a votare Vannacci. Con il governo Meloni, dentro il quale c'è anche la Lega, gli arrivi sono crollati dell'82%. Quindi da qua in poi mi pare che dire il contrario significa dire una fesseria. Allora, andiamo a vedere che cosa dice il ministro che è stato intervistato dalla collega Flaminia Camilletti. Oggi ci sarà la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dei paesi dell'UE. L'Italia, risponde Piantedosi, nel contrasto ai flussi migratori irregolari, ha sempre offerto e continuerà a offrire il massimo sostegno a tutti i partner europei. Lo facciamo anche perché sappiamo bene, per esperienza passata, cosa significa essere lasciati soli di fronte a un massiccio afflusso di migranti e al traffico di esseri umani che lo alimenta. Per molti anni il dibattito europeo si è concentrato quasi esclusivamente sui cosiddetti movimenti secondari, privilegiando l'interesse di alcuni paesi del nord Europa a trasferire nuovamente in Italia i migranti arrivati sul loro territorio. Non dimentichiamo inoltre le azioni mirate a favorire l'ingresso in Italia di migranti irregolari da parte di navi di ONG battenti bandiera di altri Stati membri, tra cui qualche ONG spagnola, mi permetto di ricordarvi. Sapete perché? Perché vedete, qualche annetto fa la Spagna ha varato una simpaticissima legge che dice che se tu, ONG spagnola, vieni obbligata a sbarcare in un determinato porto e ti dirigi invece su un porto spagnolo, sei sottoposta a una multa di almeno 900.000 euro. Ok? Mm. Tornando a noi. Non risulta un solo caso in cui sia accaduto l'inverso. Quanto ai numeri sugli sbarchi citati in questi giorni in maniera strumentale anche dallo stesso governo spagnolo, basterebbe un'analisi più attenta, ma soprattutto obiettiva. Negli ultimi 15 anni, quindi stiamo parlando di numeri, non è che se lo sta inventando il ministro Piantedosi, negli ultimi 15 anni in Italia si sono registrati due cali significativi e non casuali. Il primo quando era ministro Salvini nel 2018, ma guarda un po'. Il secondo oggi, grazie alle politiche messe in campo da questo governo guidato da Giorgia Meloni. Qual è la situazione attuale in Italia? Risposta di Piantedosi. Le polemiche del governo Meloni e le politiche del governo Meloni hanno prodotto risultati concreti.
Se raffrontiamo gli sbarchi dei primi 7 mesi del 2023, l'inizio della nostra legislatura, con lo stesso periodo di quest'anno, i numeri crollano dell'82%. È la prova che quando c'è la volontà politica e, se me lo permette, la capacità tecnica, è possibile arginare un fenomeno che nasce e prospera grazie ad attività criminali organizzate. 82% in meno. Domanda: quello che è successo a Ceuta è la cartolina di quello che potrebbe succedere anche in Italia se si applicassero le politiche migratorie volute da Sanchez, idolo dei nostri progressisti? Risposta: mi consenta di premettere che, nonostante le recenti uscite polemiche, va comunque espressa piena solidarietà alla Spagna, che sta fronteggiando una situazione complessa. L'Italia ha già detto di essere pronta a offrire il proprio supporto, ma non si può guardare a queste vicende con distacco, perché ogni persona che sbarca irregolarmente entra di fatto nello spazio europeo e dunque la questione riguarda tutti gli Stati membri. Mi auguro che si faccia chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto, anche per capire se dietro l'afflusso di massa vi sia stata una regia organizzata. Quello che è certo è che un atteggiamento più permissivo sul fronte del contrasto migratorio finisce per alimentare l'illusione in chi non ne ha il diritto di poter restare in Europa. L'hanno detto le stesse persone che sono entrate irregolarmente a Ceuta, e le reti criminali sfruttano proprio queste suggestioni per costruire una narrazione che altro non è se non uno strumento di propaganda al servizio dei loro traffici. Abbiamo visto però che basta uno Stato solo ad allentare le corde per far entrare migliaia di irregolari sul suolo europeo. Schengen va ripensata oltre che sospesa? Risposta: eliminando Schengen verrebbe meno la stessa ragione d'essere dell'Unione Europea. La soluzione è l'esatto opposto. L'Europa deve preservare gli Stati membri dalle difficoltà a contenere fenomeni migratori irregolari difficili da combattere per il singolo Paese. L'Europa deve rafforzare il principio di condizionalità nei confronti dei Paesi d'origine e transito dei flussi migratori, legando in misura più stringente gli aiuti e le forme di cooperazione alla concreta collaborazione nel contrasto ai trafficanti di esseri umani. Se la tutela della dignità della persona rappresenta uno dei valori fondanti dell'Unione Europea, allora è doveroso pretendere dai Paesi terzi un impegno effettivo e verificabile nella lotta contro queste organizzazioni criminali. Allo stesso tempo l'Europa deve essere più rigorosa, anche nei confronti degli Stati membri, che per scelte politiche o ideologiche adottano decisioni suscettibili di produrre effetti su tutto il territorio europeo. Fin qui siamo alla cronaca, però certo c'è una questione di tipo politico. E andiamo su Italia Oggi di stamattina, pagina 6, il collega Massimo Solari: l'alluvione su Ceuta non richiedeva il blocco di Schengen, ma la Meloni è stata rapidissima. Immigrazione nervo scoperto, il centrodestra non vuol lasciare uno spazio politico a Vannacci. E allora andiamo a vedere. Alcuni migranti intervistati hanno dichiarato che erano stati invitati a superare il confine da pubblicazioni sui social che garantivano l'asilo. La sicurezza spagnola ha dichiarato che tra i migranti hanno identificato addirittura agenti segreti marocchini che avrebbero guidato l'invasione. Il governo italiano, con una velocità altrimenti sconosciuta, ha dichiarato sospese le procedure Schengen con la Spagna, creando una crisi diplomatica col governo iberico. Sospensione priva di effetti pratici perché mancano confini diretti Spagna-Italia. Si controlleranno a campione i provenienti extraeuropei negli aeroporti. Più una dichiarazione di principio e di propaganda che una dichiarazione di guerra. Aria di elezioni? Effetto Vannacci? Entrambe le cose, perché i migranti che sono arrivati a Ceuta ben difficilmente riuscirebbero a raggiungere l'Italia, dato che Ceuta è già di suo esclusa dallo spazio Schengen. Va anche considerato che i governi italiano e spagnolo sono su fronti opposti sull'immigrazione e su molti altri punti, per cui la presa di distanze è più che condivisibile, è più che comprensibile. Lo stesso Trump, che avrebbe un migliaio di altri problemi da affrontare, si è premurato di ricordare che se alle prossime elezioni americane dovessero vincere i democratici, all'America succederebbe la stessa cosa, un'invasione incontrollata di sudamericani. Per la Spagna il problema sembra già risolto. Secondo fonti delle forze di sicurezza spagnole, i migranti rientrati in Marocco sarebbero oggi circa 73.500, cioè circa 13.000 in più di quelli entrati via mare. Se ci pensiamo un momento, la cosa dell'incredibile. I minori, che non sono pochi tra i migranti, hanno tutto il diritto di restare in Spagna. I non marocchini, che non sarebbero pochi, non hanno nessun dovere di rientrare in Marocco e se ne guardano bene.
anche perché sembra proprio che dei 50 o 60.000 entrati, molti siano di provenienza subsahariana e il Marocco non ha nessun dovere di riprenderseli. In sostanza, sembra che il governo Sanchez voglia nascondere la polvere sotto il tappeto dopo aver fatto una sonora figuraccia. In questi giorni Ursula von der Leyen riunisce in videoconferenza tutti i ministri all'interno dell'UE per decidere sul da farsi, mentre 21 paesi su 27 chiedono una risposta coordinata dopo i fatti di Ceuta. I problemi dell'immigrazione saranno, assieme al loro corollario, la sicurezza, la cartina di tornasole delle prossime elezioni in tutta Europa. E nessuno, neppure Pedro Sánchez, vuole farsi trovare impreparato. Diceva Paolo Mieli qualche giorno fa che da oggi alle prossime elezioni ogni problema securitario, ogni immigrante che dà fuori da matto, ogni aggressione per strada, ogni stupro sarà carburante per Pannacci che vede i suoi consensi in costante crescita. Ecco perché il governo Meloni si è scoperto immediatamente decisionista, per non essere scavalcato a destra. La strada da qui alle prossime elezioni sarà ancora lunga e piena di sorprese. Ma allora, se le cose stanno così, no? Si sono fatte intanto le 9 e quasi 14 minuti al mio orologio. Per chi voteranno gli italiani, secondo voi? Cioè, come si sta orientando l'elettorato? La risposta ce la dà Renato Mannheimer, sempre su Italia Oggi, pagina 7. Sui grandi temi, l'Italia è divisa in due senza tener conto dei partiti da loro votati. L'elettorato è in libera uscita. Le elezioni politiche potrebbero riservare sorprese. Attenzione, attenzione. E cosa scrive Mannheimer? Nelle ultime settimane sono apparsi sui media, tra gli altri, due sondaggi. Di uno ne abbiamo parlato già ieri. Due sondaggi condotti su temi diversi con tuttavia un elemento comune. In entrambi i casi, pur su tematiche distinte che nulla hanno a che fare tra di loro, il campione intervistato si spacca quasi esattamente a metà, con favorevoli e contrari grosso modo della stessa misura. Il primo sondaggio, presentato da Alessandra Ghisleri sulla Stampa, riguarda il famoso caso Roggero, il negoziante di Grinzane Cavour che uccise 2 rapinatori e ne ferì un terzo. L'Istituto Only Numbers ha interrogato gli italiani sull'opportunità di concedere la grazia e in particolare sull'individuazione della legittima difesa nel comportamento del gioielliere. Come si è anticipato, il campione intervistato si divide pressoché a metà, col 45,4% degli intervistati convinto che si sia trattato effettivamente di legittima difesa e il 44,8% che è di parere contrario. L'altra ricerca, stilata da Ilvo Diamanti per la Repubblica, riguarda invece l'annosa questione dell'elezione diretta del Premier, tanto auspicata dal governo in carica e nettamente respinta dalle opposizioni. Anche in questo caso il campione intervistato si divide in due, mostrando il 53% degli interpellati contrari all'ipotesi di elezione diretta del Presidente del Consiglio e il 45% invece favorevoli. In entrambi i casi, naturalmente, come era facilmente prevedibile, ci sono differenze nelle risposte in relazione all'orientamento politico degli intervistati. In particolare, l'idea che il comportamento di Roggero sia consistito realmente in una legittima difesa è assai più popolare tra i votanti dei partiti del centrodestra, con una forte accentuazione all'interno dell'elettorato della Lega, dove questa opinione addirittura è condivisa dal 76%. Mentre il centrosinistra appare contrario, specialmente tra i votanti per il PD, 77%, ma col 17% di parere opposto, e AVS, addirittura 85%. Analogamente, il favore riguardo all'elezione diretta del Premier risulta assai più diffuso tra i supporter del centrodestra, con un'accentuazione tra quelli di Fratelli d'Italia, dove raggiunge il 72%, mentre è meno popolare tra i votanti del PD, tra i quali comunque raggiunge il 43%. Ma in entrambi i casi gli orientamenti sondati risultano dividere di fatto le diverse forze politiche, con una quota numerosa di intervistati che esprimono parere opposto a quello della maggioranza dei votanti per il proprio partito o per la propria coalizione. Emergono insomma, in misura relativamente diffusa, opinioni su temi importanti come quelli qui illustrati, che non seguono necessariamente gli orientamenti politici del partito preferito, ma si orientano al contrario in direzione non prevedibile e non scontata. In altre parole, l'opinione pubblica si differenzia, almeno per una parte consistente e significativa, su molti temi importanti dalla tradizionale contrapposizione destra-sinistra e acquista spesso una fisionomia propria, indipendentemente dalla lealtà al proprio partito.
il che dimostra al tempo stesso il distacco di ampie fasce della popolazione dai partiti per cui si è soliti votare. In definitiva, questi dati, similmente a tanti altri che si possono presentare, indicano l'esistenza di una mobilità elettorale potenziale di ampiezza maggiore di quanto ci si aspetti solitamente, con conseguenze imprevedibili sull'esito delle prossime consultazioni politiche. Capito? Siamo al terno all'8. Questa è la verità. Siamo al terno all'8. Allora, andiamo a vedere. Vedete che c'è anche Roberto Giardina dalla Germania verso una nuova legge elettorale. La CSU potrebbe essere esclusa dal Parlamento tedesco, poi ne parleremo mercoledì a Berlino. Tutto bene, sì, dovremmo farcela. E adesso noi passiamo da Italia Oggi, tac. Direi che possiamo chiudere questa parte dedicata. Ah no, c'è un'ultima cosa che io vi voglio leggere su Il Giornale, perché appunto, no, la solita retorica, scappano dalle guerre, sì, come no. Pagina 6 del Giornale, il collega Francesco Giubilei, che salutiamo. Il Fatto. Aprite bene le orecchie. Jihadisti tra i clandestini, i primi barchini per la Spagna. Controlli, arrestato estremista islamico, già espulso e legato a gruppi terroristici in Siria. La Guardia Civile al lavoro per analizzare i filmati e identificare altri possibili radicalizzati. Capito la sorpresina? Com'era prevedibile fin dalle prime ore dell'invasione dei migranti a Ceuta, un numero significativo di clandestini si sta spostando illegalmente dalla città autonoma alla Spagna continentale. A testimoniarlo è un video pubblicato dal giornale El Faro de Ceuta, in cui si vede un barchino pieno di migranti sbarcare di notte nella Spagna continentale proveniente dalla città autonoma. Le due coste sono infatti separate da circa 17 chilometri, una distanza breve, facilmente percorribile soprattutto di notte. Non si tratta di un fenomeno inedito, ma nelle ultime ore ha assunto un'entità maggiore, tant'è che la polizia spagnola ha già localizzato una ventina di migranti, mentre la polizia locale di Algeciras ne ha intercettati altri 5 nella zona costiera di La Ballenera a Guetares e anche a Punta Carnera. Un altro gruppo invece è riuscito a raggiungere terra, sbarcando sulla spiaggia di Levante alla linea della Concepción. Si tratta solo dei migranti fermati, poi ci sono quelli sfuggiti dai controlli, probabilmente molto più numerosi. Già questi sbarchi sarebbero sufficienti per giustificare la misura del governo italiano di sospendere Schengen, visto che un clandestino arrivato nella Spagna continentale può arrivare nel giro di poco al confine italiano. Ma c'è un altro elemento molto più preoccupante emerso nelle ultime ore. Ciò che poteva essere solo un sospetto o una supposizione è diventato un fatto quando la Guardia Civile ha arrestato a Ceuta un jihadista che si era recato in Siria nel 2016 per unirsi a un gruppo terroristico islamico. Già espulso in passato dalla Spagna, è stato fermato mentre tentava di entrare illegalmente nel territorio spagnolo, mescolandosi tra i migranti arrivati nell'ex club. Non si tratta di un episodio isolato, al punto che la Guardia Civile e la Polizia Nazionale stanno analizzando i filmati degli ingressi della massa di migranti e setacciando le strade della città per cercare di identificare il più rapidamente criminali con precedenti e possibili, oddio, non vedo più con questi occhi, jihadisti che hanno approfittato del caos al confine per entrare in Spagna. Fonti del Ministero spagnolo hanno spiegato che i servizi di intelligence stanno mobilitando tutte le risorse disponibili per neutralizzare la falla nella sicurezza che si è venuta a creare. Ecco qua, scusate un attimo, abbiamo un piccolo aggiornamento da dare alla regia. Ecco. Che poi lo mandiamo in onda alle 10. Il combinato disposto tra gli sbarchi illegali da Ceuta alla Spagna continentale e la presenza di terroristi islamici tra i clandestini che hanno assaltato la frontiera testimonia come siamo di fronte a un'emergenza che non riguarda solo la Spagna, ma tutta l'Europa, Italia compresa, e che esige una forte risposta contro la minaccia dell'immigrazione clandestina, signori. Chiaro? Capito che bella sorpresa. Tra l'altro, Ariel Piccini Warschauer parla con un testimone dei servizi segreti spagnoli
Carlos, così abbiamo scovato le spie di Rabat infiltrate. Vi racconto la guerra di 007 tra i marocchini e noi spagnoli. Questo è sempre il giornale. E cosa dice Carlos? Le spie erano lì per dirigere l'orchestra, le spie marocchine, guidare i gruppi verso i punti ciechi della recinzione, misurare i tempi di reazione della Guardia Civile, testare la tenuta dei sistemi di telecomunicazione e guerra elettronica. Volevano offrire alle TV l'immagine di una città sotto assedio per costringere Madrid a cedere sui tavoli diplomatici. Non è un caso di isolato. Abbiamo già registrato precedenti nel maggio 2021 e a Melilla nel 2022. Per individuare le pedine di Rabat si incrociano tecnologia e analisi comportamentale, radar optronici e sensori biometrici al valico di Tarajal. I nostri operatori notano individui con postura tattica anomala, impartiscono segnali manuali alla retroguardia, mantengono la distanza di sicurezza dalle cariche, monitorano le pattuglie. L'incrocio delle immagini con i database di frontiera dà il verdetto. Quindi non si è trattato di sceneggiate umanitarie, ma di un'operazione evidentemente di guerra ibrida condotta dal Marocco contro la Spagna. Questa è in sostanza l'idea che viene fuori dalle analisi, insomma, e anche dalle discussioni che abbiamo sentito fino ad adesso. Qualcuno mi ha mandato una zappa al 340-670-9659. Ciao Antonino, ricordati di pronunciare correttamente dossier, che si legge dossier. Buona giornata Carlina, grazie Carlina, meno male che i miei ascoltatori sono attenti e sono soprattutto differenti. E meno male, se no sai che palle. Allora, adesso noi andiamo a vedere la questione dei droni israeliani che tanto scandalizza il Fatto Quotidiano, perché il paese evidentemente si deve difendere con gli aeroplanini di carta. Allora, siamo sul Fatto Quotidiano, pagina 2, le Camere discutono sul SEMA, gli appalti sono partiti, no? Stiamo parlando del SAFE, e finiscono alla Corte Europea. Mentre in Parlamento si discute ancora sul SEE, finiscono alla Corte di Giustizia Europea i primi appalti della difesa italiana conformati al regolamento del SAFE. Lo ha disposto il TAR del Lazio nella contesa per la fornitura di 115 mini droni più altri 196 microdroni ad ala rotante per un valore complessivo di 35 milioni di euro. I giudici amministrativi hanno rimesso ai colleghi lussemburghesi la decisione sulla possibilità di affidare commesse safe a fornitori controllati da ditte esterne all'Unione Europea e all'Ucraina. Per l'affare dei mini e microdroni della difesa italiana, infatti, si è fatta avanti la Lettone Atlas SIA, fondata da Ivan Tolchinsky, ucraino del Donbass con passaporto israeliano trasferitosi in Lettonia un anno dopo l'occupazione russa del 14, e ceduta l'anno scorso all'Extend Reality Expansion Limited di Tel Aviv. Ad aprile, proprio in ragione di questo rapporto societario, Atlas SIA era stata esclusa dalla seconda fase delle gare. Il Ministero della Difesa aveva invocato un articolo del regolamento SAFE che, per garantire gli interessi di sicurezza e difesa dell'Unione, prevede che non possono partecipare alle gare per le commesse finanziate dal programma di riarme europeo soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE, Spazio Economico Europeo, o l'Ucraina, né di un altro soggetto di un paese terzo non stabilito nell'Unione in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina. Di altro avviso, i legali di Atlas e di una ditta italiana che si è avvalsa del suo know-how per partecipare a una delle gare, per i quali ci sarebbe la possibilità di una deroga a precise condizioni, ovvero che il fornitore controllato da fuori Europa sia comunque stabilito all'interno dell'Unione e che sia stato sottoposto a screening oppure fornisca in altro modo garanzie verificate. A titolo di garanzia, la Atlas ha prodotto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica della Lettonia, con cui a giugno del 25 è stata espressamente autorizzata, senza l'imposizione di alcuna prescrizione o condizione, l'acquisto del controllo da parte dell'israeliana Extend Reality Expansion Limited, una ditta nata come impresa di videogiochi e poi trasformatasi in fornitrice di droni da assalto e ricognizione per l'IDF, cioè le Forze Armate di Tel Aviv, anzi Gerusalemme, e il Dipartimento della Difesa USA. Di qui la decisione del TAR del Lazio, che ha investito la Corte Europea di chiarire l'ambito e la corretta applicazione delle procedure semplificate e accelerate di aggiudicazione degli appalti comuni per l'acquisto di prodotti
per la difesa e altri prodotti a scopo di difesa, finanziate dallo strumento SAFE. Si dubita, in altri termini, scrivono i giudici amministrativi, che l'autorizzazione del governo lettone ottenuta dall'impresa in questione possa diventare una sorta di passaporto europeo per la sicurezza che le consenta di operare liberamente negli asset strategici anche del governo italiano, così come di qualsiasi altro governo di uno Stato membro, che non potrebbe quindi opporsi all'ammissione alla procedura di aggiudicazione rappresentando ragioni legate dai propri primari interessi di difesa e sicurezza nazionale, pur essendo tale governo del tutto estraneo all'operazione di investimento altrove autorizzata. Vedremo che cosa succederà. Adesso facciamo un po' di cabaret, va, che ora si è fatta. Le 9:28, sì, un po' di cabaret ci sta, parliamo del Campo Largo. Eccolo qui, pensate addirittura Repubblica apre il giornale con questa notizia. La fuga in avanti di Conte su primaria ucraina, Schlein non funziona così. La segretaria Dem replica al capo del movimento che chiede subito le consultazioni per definire pure la politica estera. Contraria pure Alleanza Verdi e Sinistra, Renzi, ma si facciano presto. E allora cosa scrive Repubblica? Ci ha pensato a lungo, in dubbio se rispondere a Giuseppe Conte o continuare a far finta di niente, la modalità che la segretaria del PD preferisce per preservare l'unità del campo largo ancora in fase di cantiere. A metà pomeriggio, però, dinanzi all'offensiva della destra e l'ira di altri partner progressisti, si è risolta a intervenire a brutto muso come mai prima. Non funziona così, replica Elly Schlein al leader 5 Stelle per interposto TG3. Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza, poi le primarie, perché chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non soltanto il proprio partito. Un brusco stop all'ex premier giallorosso, che domenica aveva annunciato, come se ci fosse già un'intesa, il nodo Kiev lo scioglieranno gli italiani nei gazebo. Il contrario del percorso che si era invece stabilito, ovvero rivedersi tutti a settembre per definire insieme i punti chiave a partire dalla linea in politica estera. E poi, sulla base di questi, chiamare il popolo del centrosinistra a scegliere il candidato alla presidenza del Consiglio. E quindi cosa dice Renzi di tutto ciò? Le primarie per decidere il candidato e il programma. Il giorno dopo nessuno si può tirare indietro. E se lo dice lui, credeteci, ancora Angelo Bonelli, prima decidiamo tutti assieme il programma condiviso, poi il leader ne sarà l'espressione. Ancora Nicola Fratoianni, non c'è il presidenzialismo, non è che chi vince le primarie comanda e decide il programma, e poi Meloni è prigioniera di Vannacci, così come Schlein è prigioniera di Conte. Noi siamo liberi, Carlo Calenda, leader di Azione. Pausa e noi ci sentiamo Mike Post e Peter Carpenter, il tema dell'A-Team, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Adoro i piani ben riusciti, specialmente se si tratta della rassegna stampa di Radio Libertà alle 9:34 minuti sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi e naturalmente noi continuiamo la nostra trasmissione 340-670-9659 per le vostre zappe, poi dopo le 10 apriremo il telefono, bella gente. Vi leggo questo messaggio. Se togliessimo qualche miliardo a Zelensky, potremmo aumentare lo stipendio ai sanitari e ti posso garantire, avendo una parente stretta infermiera professionale, dare 3.000 euro al mese di stipendio, la categoria sarebbe tranquilla e i soldi si trovano, togliendo i finanziamenti ai giornali. Prego? Aumentando le tasse alle banche con immenso dispiacere di Forza Italia, aumentando le tasse alle multinazionali del web e del commercio, e ce n'è ancora tanto da dire e fare. Scusa tanto, perché dovremmo togliere i finanziamenti ai giornali? Perché? Dammi una giustificazione per togliere i finanziamenti ai giornali. La stampa in una democrazia è essenziale. Se la stampa non c'è, la gente non si informa. Già viviamo in un paese di ciucci che un giornale non lo comprano nemmeno se li preghi, che si limitano a leggere 4 stronzate su Facebook e si fermano solo al titolo. Ma un paese nel quale i cittadini non sono informati non è un paese libero. Non lo è affatto. Non lo è affatto. La stampa è un servizio pubblico. Se qualcuno comincia a dire togliamo i finanziamenti alla stampa, è una persona che non ha assolutamente capito qual è il ruolo che ha la stampa in questo paese, almeno in una democrazia. A Teheran, a Mosca ha altro ruolo la stampa, ma in una democrazia occidentale la stampa è essenziale, è veramente essenziale. Capisco che in questo paese ormai nessuno legge più, prendi un treno, vedi che c'hanno la testa tutti calati nel cellulare o telefonano raccontando i cazzi loro e parlano veramente di fesserie, veramente di fesserie. Ma se rinunciamo alla stampa libera, è finita, ragazzi, finita davvero. Articolo 21 della Costituzione. Torniamo a noi. L'ultimo bluff, siamo sul Libero, l'ultimo bluff, Conte scappa ancora, Giuseppi si dimette alla commissione Covid per essere ascoltato, già sapendo che l'audizione calendarizzata oggi sarebbe saltata per la votazione in Parlamento, contromossa allo studio, convocarlo nonostante la pausa estiva. Eccolo qui, passaggio alla fine Giuseppe Conte si è dimesso dalla commissione Covid, passaggio fondamentale per consentire la sua audizione in qualità di Presidente del Consiglio in carica durante la pandemia. In vista dell'audizione di domattina mi sono dimesso dalla commissione Covid e spetterà a me finalmente parlare in modo da spazzare via tutto il fango. Se vorrete potrete seguire il mio intervento in diretta streaming, collegatevi domani alle 9:30 qui sui miei canali, ha scritto ieri Conte sui suoi social, allegando l'atto di dimissioni. Peccato che si tratti dell'ennesimo grande bluff del leader pentastellato. Da giorni è noto che oggi, data inizialmente individuata per ascoltare l'ex premier, non potrà tenersi la commissione Covid. I lavori di Camera e Senato, infatti, si protrarranno senza sosta fino a domani, costringendo i parlamentari a restare in aula per le votazioni.
Per questo, il presidente della commissione Marco Lisei, dopo le dimissioni di Giuseppi, ha annunciato di aver sconvocato la seduta. Già la scorsa settimana i miei uffici avevano contattato la segreteria Conte anticipando che sarebbe stato difficile tenere l'audizione il 4 e 5 agosto. Pertanto avevano chiesto altre disponibilità e io stesso nel corso dell'ultima seduta avevo avvisato che sarebbe stato utile da parte del leader dei 5 Stelle di proporre altre date. Ha spiegato in una nota il senatore di Fratelli d'Italia. Fino all'ultimo si è inseguito Conte per concordare un giorno utile. Nella giornata di venerdì scorso i miei uffici hanno nuovamente contattato la segreteria di Conte senza tuttavia ricevere disponibilità di altri giorni. Un tira e molla conclusosi ieri con la pantomima del capo del Movimento 5 Stelle che, guarda caso, dopo un mese di tentennamenti, ha annunciato di essere pronto a parlare, consapevole di non poter essere ascoltato. Nella sua nota, parlando dell'audizione di Conte, Lisei ha detto di aver deciso di tentare di fissarla comunque il 4 di agosto, ma come previsto non c'è materialmente spazio per un'audizione che richiederà parecchie ore. I miei uffici, conclude il senatore, prenderanno ancora contatto con Conte per individuare altre date utili. L'ex premier, con un gioco di prestigio, continua quindi la sua fuga. Uno stratagemma che sfrutta il calendario dei lavori parlamentari, ben consapevole che da questo weekend Camera e Senato chiuderanno i battenti fino a settembre. Arrivederci e grazie. Ma in commissione non ci tengono a rimanere col cerino in mano, sono già al vaglio le ipotesi alternative per evitare che il leader grillino si sottragga per un altro mese all'audizione. L'unica data disponibile prima delle vacanze estive sarebbe giovedì 6 di agosto, ma incastrare una commissione di molte ore risulterebbe assai difficile a causa di alcune votazioni in calendario. Per questo, il presidente Lisei starebbe valutando di convocare la seduta lunedì 10 o martedì 11 agosto, nonostante la chiusura delle Camere. A quel punto la palla passerebbe a Conte, che dovrebbe confermare la sua disponibilità a presentarsi. Ma non è da escludersi che sfoderi una nuova contromossa dal mazzo. Una situazione paradossale a cui il centrodestra non vuole assistere in silenzio. Giuseppe Conte si è dimostrato ancora una volta un bugiardo, aveva attaccato la deputata di Fratelli d'Italia Alice Bonguerrieri. Aveva pubblicamente assicurato di essere disponibile a farsi udire in vari giorni, ma alla fine la sua disponibilità si è ristretta ai soli 4 e 5, date nelle quali sapeva benissimo che le aule erano impegnate con sedute che prevedono delle votazioni. E dunque è praticamente impossibile che una commissione bicamerale potesse svolgersi, ha aggiunto la componente della commissione Covid. Sulla stessa linea la senatrice meloniana Antonella Zedda, che ha sfidato l'ex premier pentastellato. Se ha davvero quel coraggio di cui si vanta, faccia come Bignami, rinunci all'immunità parlamentare prima di essere audito, la smetta di prendere in giro gli italiani. Complimenti, complimenti. Andiamo avanti, 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra. Abbiamo un'altra zappa, Antonino mi dispiace ma non sono d'accordo, ma sono d'accordo a non finanziare più i giornali, se vendono si finanziano da soli, ma se continuiamo a scrivere cose come il Fatto, cosa compro a fare? Adesso mi fai un pistolotto? Guarda, se vuoi andare in Russia da Putin vai pure, perché questa è una cosa estremamente putiniana. Cioè, siccome a te non piace il Fatto Quotidiano, allora il Fatto Quotidiano deve morire. Pensa, c'è gente a cui non piace La Verità o Libero e pensano che La Verità o Libero debbano chiudere e i suoi giornalisti debbano andare a fare stracci. Non l'ho capito io. La democrazia è bella proprio perché ognuno può dire la sua, se no canta solo uno. E se canta solo uno non è democrazia, porta pazienza. A me hanno insegnato una cosa nel fare questa professione ed è molto semplice questa cosa. Gli altri si fanno il loro giornalismo, io mi faccio il mio, ma abbiamo tutti diritto di esserci. Io non vado a criticare quello che scrive Travaglio, o quello che può scrivere, o quello che può dire Cruciani, o quello che può dire qualcun altro, perché loro si fanno il loro giornalismo e hanno tutto il diritto di farselo. E hanno tutto il diritto di farselo. Così come non accetterei che uno di sinistra venisse a dirmi: "Beh, Feltri comunque potrebbe stare zitto". E perché dovrebbe stare zitto? Feltri ha tutto il diritto di parlare. Ma se qui cominciamo a fare i discorsi: però a me il Fatto non piace, quindi i fondi non ne dobbiamo dare all'editoria", qualcun altro ti può dire: "A me non piace la Verità, fondi all'editoria non ne diamo". Che vogliamo fare?
vi prego, per favore, cerchiamo di rendere questo paese un pelo migliore, un pelo migliore, un pelo migliore. 80 anni di democrazia, ora mi viene in mente il povero Aldo Moro, poco prima che lo rapissero e lo assassinassero in quel modo così volgare e violento. Questo paese non si salverà, la stagione dei diritti e delle libertà sarà stata vana se in Italia non rinascerà un nuovo senso del dovere. Aggiungerei anche una nuova maturità democratica, perché mi pare che ormai abbiamo dato troppo per scontato la nostra libertà e la nostra democrazia. Ma poi giusto in una rassegna stampa vieni a dire queste cose. Boh, vabbè, andiamo avanti. Abbiamo detto del cabaret su Campo Largo, abbiamo detto di Gonde. Andiamo a vedere invece, parliamo di persone serie, va? Andiamo, mia zia Santina me lo diceva sempre, Nino, ascolta quando parlano le persone, quando parlano gli uomini. Ecco, ascoltiamo una persona seria. L'intervista, questo è Francesco Borgonovo che parla con il ministro Valditara. Eccolo qui. Siamo al lavoro su una circolare per un tetto agli stranieri in classe. Il ministro dell'istruzione, guarda, il numero di immigrati è elevato, non ci sono buoni risultati scolastici. Divieto del burqa negli istituti perché è un indumento che annulla l'identità e impedisce la socializzazione, signori. Cosa dice il ministro Valditara a Francesco Borgonovo, che vorrei salutare? L'ottimo Francesco Borgonovo. Lei ha proposto di ritirare il permesso di soggiorno agli stranieri che non mandano i figli a scuola. E un altro elemento su cui sto ragionando è il completamento di quello che abbiamo già previsto nel decreto Caivano, quando abbiamo deciso di sanzionare con pene fino ai 2 anni di carcere i genitori che non mandano i figli a scuola. Questa sanzione ha fatto crollare in determinate aree del paese gli abbandoni scolastici. Diranno che questo provvedimento va contro l'istruzione parentale. Ma no, è evidente che parliamo di persone che non hanno scelto percorsi alternativi. Noi l'educazione parentale l'abbiamo anzi rafforzata dopo aver disposto una nuova normativa chiara in proposito. Ma questo non c'entra nulla con chi non manda i figli a scuola. L'istruzione parentale è un percorso esplicito scelto dai genitori, monitorato e verificato dalle scuole. Io parlo di chi non manda i figli a scuola, di chi magari li manda a lavorare in nero o lascia che finiscano nelle mani della criminalità o che semplicemente se ne stiano a casa. Sappiamo anche che in certi contesti le figlie sono tenute a casa. Simona Malpezzi del PD dice che quello sul niqab è un atto di propaganda che non tiene conto dei veri problemi della scuola e di ciò di cui c'è bisogno per realizzare una vera integrazione. Ma mi pare che qualcuno nel PD abbia detto anche di peggio, cioè che violerebbe la libertà religiosa. Vede, la CGIL addirittura ha parlato di una misura securitaria. Vede, io contesto al PD, alla CGIL e a certa sinistra di essere femminista e corrente alternata. Tante chiacchiere, tanta demagogia, ma poi su alcuni provvedimenti concreti niente. Questo è un provvedimento fondamentale per rispettare il valore della donna, l'uguaglianza delle persone, e loro addirittura si schierano contro. È una posizione ridicola se penso che ci sono provvedimenti simili adottati da governi di sinistra in Europa. Questo dimostra lo scarso spessore culturale di una sinistra che fa demagogia, che fa propaganda, che non ha una linea chiara e a cui basta solo andare contro il governo. Ma quali sono secondo lei i veri problemi di questa tanto evocata integrazione nelle scuole? Che cosa bisogna affrontare davvero? Il niqab è solo un esempio, il punto è che noi dobbiamo passare dall'inclusione all'integrazione, cioè la sinistra propone l'inclusione, che non è integrazione. Parlo di immigrati ovviamente, non di altre categorie di cittadini. È ovvio che se hai a che fare con uno studente con disabilità non si tratta di integrare, ma di includere. Ma riguardo agli stranieri, includere cosa vuol dire? Secondo la sinistra vuol dire accogliere chiunque a prescindere dalla sua adesione a certi valori di riferimento, a prescindere da come vive. È il caso del niqab, bisogna includere e non importa che si consideri la donna un soggetto dotato di minori diritti che deve vivere mascherandosi, oppure, in altre circostanze, che non si consideri la laicità dello Stato come valore fondamentale. Includere significa che va bene qualsiasi atteggiamento, anche se ci si ispira a modelli valoriali in contrasto con la Costituzione. E la sua idea di integrazione, invece? Integrare vuol dire inserire una persona all'interno di un sistema di regole condivise,
ma perché ciò avvenga si devono accettare i valori fondanti di una comunità. Per questo ho voluto innovare i programmi scolastici, dando centralità alla cultura dell'Occidente, perché chi viene da noi deve conoscere la nostra identità, la civiltà che abbiamo espresso nel corso dei secoli, quindi deve conoscere la nostra storia, la storia dell'arte, della musica, della letteratura, deve conoscere le nostre radici culturali, Omero, Virgilio, la Bibbia, Dante. A proposito di Omero, si è molto discusso dell'Odissea di Christopher Nolan. Ho visto, è un grandissimo successo. E sta a significare che quella letteratura, quei valori che sono stati espressi nel corso di 3000 anni di storia piacciono ancora, interessano ancora, suscitano ancora curiosità, entusiasmo e passione. Per questo chi arriva da noi deve conoscere la nostra storia e la nostra Costituzione e deve rispettarle, perché altrimenti non si ha futuro. E noi dobbiamo essere i primi a conoscere le nostre radici. Se non le conosciamo noi, come facciamo a integrare? Abbiamo Loris che ci scrive: perché finanziare dei quotidiani che non acquista più nessuno quasi? Buona giornata. Con i sovvenzionamenti chiunque può fare un giornale e campare in ogni caso. Guarda, io il giornale l'ho fatto, sovvenzioni non ne ho chieste e non me ne hanno date e non sono campato perché purtroppo me l'ha ammazzato il lockdown. Quindi come vedi non è vero che chiunque può campare con le sovvenzioni, semmai può campare chi si piglia il reddito di cittadinanza, quello è stato uno scandalo, no finanziare l'editoria. Dice perché finanziare giornali che nessuno legge? Per i battelli del Reno, amico mio, per i battelli del Reno. Cioè per la stessa storia, questa fu la risposta che venne data, credo che la diede Bismarck, quando gli dissero ma per quale motivo dobbiamo mantenere in funzione questo servizio di navigazione, perché è vero che lo prendono poche persone, ma è un servizio essenziale e come tale deve restare. Tutto qui. Tutto qui. Anche perché se venissero tolti i finanziamenti, anche tanti dei giornali che ci piacciono sparirebbero. E allora? Torniamo a noi, in un paese che legge sempre meno, che si informa sempre peggio, che crede a qualunque puttanata circoli sui social, che crede che non siamo andati sulla Luna, che crede che esistono le scie chimiche per ammazzarci, che crede tutta una serie di stronzate. La stampa è necessaria perché aiuta o dovrebbe aiutare a distinguere un limite tra palla e verità. Se no io qui che cosa ci sto a fare? Ci mettiamo il primo che passa per strada e gli facciamo leggere la rassegna stampa. No, mi dispiace, ma non siamo d'accordo su questo. Allora, Spin Time. Andiamo a vedere questa storia di Spin Time a Roma, perché effettivamente è da giorni che si trascina ed è l'ennesimo scontro tra legalità e illegalità. L'occupazione della vergogna, siamo sul tempo, verso l'acquisizione, nei prossimi giorni sopralluogo della proprietà Investire SGR nello stabile per valutare i danni. Spin time, scandalo senza fine, comune e proprietà più vicine, nuova fumata nera dopo l'incontro in prefettura. Via di Santa Croce resta occupata, signori. Ancora una volta è fumata nera. Il centro sociale romano Spin Time, sequestrato dopo l'incendio del 29 luglio scorso, resta off limits per gli occupanti abusivi, perché nonostante le continue sinistre pressioni esterne al tavolo istituzionale, che ieri sera si è riunito in prefettura, la soluzione al caos di via Santa Croce in Gerusalemme non è arrivata. Intanto gli occupanti dello Spin Time da giorni hanno occupato, si fa per dire, visto che la chiusura è stata disposta dalla polizia locale, pure la strada adiacente, creando non pochi problemi ai residenti. E tra balli e tornei di calcetto hanno ribadito che non si muoveranno da lì finché il campidoglio del sindaco Gualtieri non tornerà da loro con le notizie auspicate, ovvero che il comune comprerà lo Spin Time, scongiurando una volta per tutte lo sgombero. Ma la questione sembra più complessa di quanto sembrasse all'inizio. Nel corso dell'incontro, ha fatto sapere il Campidoglio al termine della riunione di ieri, Roma Capitale ha presentato una proposta che prevede l'acquisizione dell'immobile sulla base della valutazione dell'Agenzia del Demanio o dell'Agenzia delle Entrate, la contestuale stipula di un accordo ponte, ai sensi dell'articolo 1322 del Codice Civile, un contratto atipico
finalizzato ad assicurare l'immediata disponibilità dell'immobile a Roma Capitale e consentire, nel più breve tempo possibile, il rientro delle famiglie e delle persone più fragili. Non ci sarebbe ancora una stima della somma che il Campidoglio è pronto a offrire alla proprietà. Il fondo Investire SGR, che ieri era presente al tavolo in prefettura, ma una prima valutazione potrebbe arrivare dal sopralluogo tecnico che si svolgerà nell'edificio sequestrato, non appena l'autorità giudiziaria ne autorizzerà lo svolgimento, spiega Roma Capitale. L'obiettivo è di valutare le condizioni del palazzo e quindi anche il suo valore. Successivamente il tavolo verrà riconvocato. Non è finita qui, secondo quanto emerso a margine della riunione, Investire SGR avrebbe addirittura prospettato la possibilità di stanziare delle somme per l'assistenza degli occupanti fragili. Nel frattempo, una raccolta di fondi che sarebbe stata lanciata online da attivisti di Spintime sulla piattaforma GoFundMe ha superato in serata i 90.000 euro. Ogni singolo euro donato andrà ad alimentare le attività, la resistenza e la continuità dei progetti sociali e culturali di Spintime, si legge al link della petizione. Naturalmente, continuiamo noi, la spesa di ogni singolo euro dovrà essere rendicontata per la trasparenza dovuta ai donatori. E mentre in prefettura, al cospetto del prefetto Lamberto Giannini, si confrontavano il sindaco Roberto Gualtieri con l'assessore alla casa Tobia Zevi, i rappresentanti di Investire SGR, il questore Roberto Massucci e Sua Eminenza Monsignor Baldoreina, come si dice, vicario generale della diocesi di Roma, all'Esquilino gli attivisti di Spintime devono aver iniziato a percepire un certo fastidio tra i cittadini, costretti a convivere con un campeggio a cielo aperto. Da una parte gli slogan urlati che vanno avanti da giorni, noi da qui non ce ne andiamo, restiamo finché non ci fanno rientrare. Dall'altra, su via Santa Croce in Gerusalemme e le strade parallele sono stati attaccati degli inviti vicini ai citofoni. Vuoi venire a cena con noi? Per scusarci del disagio ti invitiamo a mangiare insieme alle 20. Un'iniziativa che non tutti hanno apprezzato e nel vicinato ormai si mormora che la strada è diventata un campeggio, ma questa non sembra essere tra le priorità delle istituzioni riunite a Palazzo Valentini. La stampa deve essere libera, ovviamente, le bugie no, finanziamenti sì, subordinati alle non bugie. Chi lo decide? Abbiamo un audio, mandalo pure, Simone, per favore. Antonino, fai il bravo, non toccare certi argomenti perché a questo punto non solo dividi i telespettatori, i teleascoltatori, no, ma è un ginepraio, ti butti i denti in un ginepraio che non ne viene fuori più, perché sulla Luna vai a ascoltare Mazzucco che cosa dice, l'11 settembre ci sono testimonianze dappertutto, le scie chimiche, la manipolazione del tempo, ci sono dei programmi ben precisi, che in Florida addirittura hanno vietato di fare degli spargimenti. E allora cosa fanno in Florida? Il governo della Florida ha vietato qualche cosa che non esiste, insomma, lasciamo stare. Poi quelli che invece dicono che la terra è piatta, vabbè, lì non mi metto neanche a discutere, sono delle capre, però guardiamo in maniera un po' più ampia, documentiamoci, non andare su quell'argomento, Tonino, guai. Comunque ti stimo sempre, un abbraccio. Fratello, io ci vado e come, sono un cumulo di cazzate, punto. Bene, possiamo chiudere. Vedete, questa è la dimostrazione plastica del limite tra palle e verità. Il limite tra palle e verità. Questi sono quelli che, mentre Artemis andava verso la Luna, puntualmente, la Luna l'ho fotografata con l'iPhone, avete visto la carta stagnola, tutta sta roba qua. Quindi, va bene, chiudiamo questo argomento e cerchiamo di andare avanti. Poi mi piace che queste cose, no, non siamo andati sulla Luna, molto spesso lo scrivono con uno smartphone che è figlio della corsa allo spazio, che è figlio del computer che guidava la navicella Apollo e che a sua volta naviga su internet, attivata nel settembre del 69 dalla difesa degli Stati Uniti d'America. Va bene. Procediamo, andiamo oltre. Allora, che ora si è fatta? Le 9:57 minuti. Alle 9:57 minuti, buona e bella gente, noi adesso direi che potremmo avviarci a tirare i remi in barca un attimo. Dunque, Spintime ve l'abbiamo detto.
Chiudiamo con la benzina ci sta sempre bene. Dunque, vi dico, io per andare e tornare da Lorenzo Viviani ho speso una quindicina di euro, perché facendo 30 al litro con la Vespa, figurate. Però ho visto i prezzi più o meno ad arrivare fino a Tortona era 1,99 euro circa. In Liguria 2 euro. 2 euro e 01. Voi quanto l'avete pagata? Perché questo magari ci interessa un po' di più. Allora, caro benzina, la nuova sfida del governo, servono 250 milioni per gli sconti, oggi il dossier sul tavolo del Consiglio dei Ministri, ma la decisione sulle accise, scrive La Stampa, potrebbe slittare. La fotografia scattata ieri mattina dall'osservaprezzi del Ministero delle Imprese ha fissato a quota 1,999 euro il prezzo medio della super venduta in modalità self, ai massimi da fine settembre 2023, mentre il prezzo del gasolio è arrivato vicino a 2,1 euro al litro, 2,097 euro per la precisione contro i 2,080 il 31 luglio, erodendo buona parte del taglio ai 17 centesimi delle accise, entrato in vigore per 10 giorni il 28 luglio. Un bel guaio per il governo che oggi, in occasione dell'ultimo Consiglio dei Ministri, prima della pausa estiva, deve decidere se e come prorogare lo sconto sui carburanti. L'esecutivo è arrivato alla vigilia del grande esodo di Ferragosto, ha di fronte a sé una scelta praticamente obbligata, ma certamente anche molto onerosa. Fino ad oggi, infatti, ha già impegnato 2,1 miliardi di euro per arginare il caro carburanti, 125 milioni solamente per l'ultimo intervento, i cui effetti scadranno dopodomani. Ancora una volta ogni decisione, entità degli sconti, loro durata, è condizionata alla disponibilità di bilancio. Il rinvio a oggi doveva servire ad avere contezza dell'extragettito IVA di luglio, i cui dati erano attesi tra ieri sera e stamani, ma è praticamente scontato che da solo non basterà a finanziare un nuovo provvedimento. Spetterà al Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, oggi o al più tardi giovedì, far quadrare i conti. Che serva un nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri o un più semplice decreto ministeriale del MEF, che pure a questo punto dovrebbe arrivare dopodomani, è ancora tutto da decidere. Sono le 10 precise, noi ora ci fermiamo, ci ascoltiamo il tema di Magnum PI 1980 e poi c'è Qui Parlamento con il senatore Manfredi Potenti. Vai pure Simone, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
So cosa state pensando, che sono le 10, 3 minuti e 45 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, e quindi adesso c'è lui, il senatore Manfredi Potenti, per Qui Parlamento. Vai pure, Simone, vai. Qui Parlamento. Ringrazio Presidente. Dire che siamo soddisfatti di questo passaggio, che non mi esimo da dire che sia storico, è veramente un dato di fatto. Siamo soddisfatti perché è passato tanto tempo da quelle attese che molti professionisti hanno pazientemente visto scorrere per arrivare ad una riforma che qualcuno tra i presidenti, voglio citare il presidente dei consulenti del lavoro De Luca, non so se è qua presente con noi, ma ha voluto usare queste parole: si è superato una logica corporativa, si sono fatte delle rinunce rispetto a rivendicazioni particolari per costruire finalmente una posizione unitaria. Questa è stata la logica e credo sia il segreto del successo di questa grande operazione di riforma, per cui deleghiamo appunto il governo ad operare. E devo dire, i numeri che stanno dietro ai soggetti beneficiati da questa riforma sono tutt'altro che rilevanti, sono importantissimi. Si parla di oltre 1.300.000 professionisti, il 5,8% degli occupati e il 27% del lavoro indipendente. Quindi possiamo dire che l'Italia resta il paese con la più alta percentuale di professionisti. Esiste un rapporto che noi abbiamo a cuore di vedere preservato, e è quello tra professionista e il suo committente. È un rapporto intuito persone, è un rapporto personale, un rapporto di fiducia, una scelta che potremmo dire si basa sulla capacità di stare efficacemente all'interno della società, apportando all'interno della comunità una serie di attività esercitate nel rispetto di regole deontologiche. Un'altra caratteristica tipica dei professionisti, di doversi rifare anche a una condotta specchiata, eticamente e moralmente irreprensibile. E devo dire, nel trattare questo testo noi abbiamo affrontato quelli che sono poi i veri problemi dei professionisti. Esistono due risorse, una delle quali forse è la più importante, è il tempo. Il legislatore non deve mai dimenticare che la burocrazia che assilla le professioni è la minaccia, penso, più terribile e preoccupante, e lo dico da professionista, oltre a quella reddituale. Credo la Lega possa fregiarsi di una delle più grandi operazioni fatte a favore di tanti professionisti, non solo professionisti, tante partite IVA, ma in particolare sono i professionisti che hanno potuto beneficiare di quella flat tax tanto vituperata, ma che in realtà ha permesso una semplificazione burocratica, amministrativa e fiscale in favore di tanti professionisti, fino a un limite piuttosto considerevole. Io ho iniziato da professionista quando questo limite era 15.000 euro, poi l'ho visto aumentare a 30.000, poi anno per anno cambiava ogni anno la normativa, ogni anno si doveva fare una comunicazione diversa all'Agenzia delle Entrate. Siamo finalmente arrivati a semplificare una redditività di 85.000 euro di fatturato, con delle garanzie anche nei casi di sforamento. Io penso che questo sia un grande passo avanti che, prima di tante riforme, tocca le tasche dei professionisti. E devo dire, quello che caratterizza, oltre al tempo ovviamente, la professione è quella particolare dedizione che supera dei limiti che normalmente anche nei corsi universitari ci insegnano nel diritto del lavoro essere, diciamo, i cardini dell'attività lavorativa. E ci sono ad esempio il fatto di avere un orario giornaliero. Il professionista spesso
passa talmente tante ore nel proprio studio che fa buio, come si dice da noi in Toscana. L'orario che delimita l'esercizio della professione di fatto non esiste, se lo dà ognuno di noi. C'è l'esigenza di essere in salute, perché purtroppo nessuno ti sostituisce, e non timbrando il cartellino e non avendo a volte neppure le ferie pagate, vi posso assicurare che anche, diciamo, la deontologia della propria salute è un aspetto non indifferente dell'attività professionale. E naturalmente, e qui lo risolviamo e lo prendiamo in esame, l'esigenza di studiare nuove forme di aggregazione che non lo abbiamo mai citato, ma sono aggregazioni che possono superare anche i limiti dei confini nazionali, possono estendersi fruendo della libertà di circolazione delle persone all'interno della comunità europea. Ci sono tantissimi professionisti che ormai esercitano le proprie attività in più paesi della nostra comunità, e quindi l'esigenza di studiare nuove forme di partecipazione nell'attività professionale e anche nuove forme di esercizio dell'attività in luoghi che in inglese si chiamano coworking. Sono luoghi in cui i giovani professionisti soprattutto possono sfruttare l'opportunità di mettersi insieme. Quindi questa riforma, e ovviamente il relatore ha, e vado a concludere, precisato quale sia la grande fortuna di aver messo assieme tutti i punti che caratterizzano l'ordinamento delle singole professioni, ci vedranno assolutamente favorevoli e soddisfatti di andare avanti, di non considerare completata la grande riforma a favore delle professioni, ma di aver messo un altro tassello insieme ai tanti, come quello che ricordavo di natura fiscale, che miglioreranno e garantiranno ai committenti e a tutti i cittadini di poter fruire di professionisti validi, preparati e integerrimi. Grazie. Qui Parlamento. Oh, eccoci qua alle 10:10 sulle magiche onde di Radio Libertà. Il telefono è aperto, 0292947222, se volete essere dei nostri e commentare le notizie odierne. Buona gente, siete alquanto benvenuti, che è la cosa più importante. Pare sia stata una mattinata abbastanza piena di notizie, poi noi naturalmente ci ritroveremo alle 12:30 con Capitaneria di Porto, tra l'altro, che oggi vedrà la presenza di Fulvio Furlan, segretario generale della Wilca. Parleremo del tema della desertificazione bancaria, che tra l'altro sta lasciando inferociti il 90% degli italiani, e se permettete un dato anche questo alquanto inquietante. Abbiamo due telefonate, le prendiamo molto volentieri. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, ciao. Ehi, Peno, come stai? Tutto bene, accaldato, ma si tira avanti, ancora 3 giorni di lavoro, poi ci sono le vacanze. Beato te. Vabbè, dopo un anno di lavoro, insomma, dai, ci sta, mi riprendo un attimino. Sono contento di sentirti in radio, ho sentito anche ieri cosa farai il 14 di agosto, comunque tanto ci sentiremo a breve. Certo che sì. Questa mattina con le tue canzoncine mi hai fatto tornare indietro negli anni, perché io ho una decade in più di te. Sì, tu sei del 70. Quindi tutti quei programmi lì, quando sono usciti, li vedevo in anteprima, no? E a quell'età lì noi ragazzini, specialmente con i chips, con le biciclette, andava di moda che vendevano nei negozi una specie di megafono piccolino che faceva i rumori delle sirene, potevi parlarci dentro, e si metteva sulla bicicletta e si andava in giro a divertire, a scorrazzare per Arona, quando ancora non era caotica come poi è diventata negli anni. E mentre invece ti faccio ridere, quando hai messo Supercar, giusto? Sì. La macchina si chiamava Kit, giusto? Kit, sì. Allora, senti te quanto eravamo balordi noi, però ci divertivamo. Invece adesso i ragazzi fanno un po' delle cose che non vanno bene. Allora, è presente a Arona che c'è il budello con tutti i negozi. All'inizio del budello ci sono le scuole marcelline, e all'epoca andava di moda trovarci in compagnia nei vari punti di Arona, dove c'era un cinema, lì alle scuole, così, e noi eravamo lì. Mio amico
Il tuo amico mio amico faceva praticamente l'assistenza alle corse di biciclette e aveva montato sulla 1 un megafono per avvisare che arrivavano i ciclisti. Allora io mi nascondevo nel bagagliaio della 1 con questo megafono col filo, col microfono. I miei amici mi dicevano chi passava e io gli facevo: sono Kit Mort, la prima macchina interamente costruita nel sud Italia, robotizzata. Ehi tu bella bionda, e la gente guardava e ci si pisciava sotto da ridere. Quindi mi hai fatto tornare indietro dei ricordi della mia gioventù, quando ci si divertiva bene, sani e non si facevano le pirlate che si fanno adesso. Antonino, qui siamo andati, Ti è piaciuto? da Night Industries 2000, che era il vero nome di Kit, a Kit Mort. Kit Mort, che anche perché all'epoca andavano di moda le canzoni. All'epoca andavano di moda le canzoni degli Squallor, no? Quindi attingevamo da lì le varie cose da dire. Allora Antonino, salutiamoci con un ciao, comprati Arrapao. ciao, comprati Arrapao. Ce li ho tutti comunque, la discografia completa, Pompa, Palle, tutte Arrapao, ce l'ho tutta la discografia. Immenso, pure io. Sta luna per una scorza limone. È come blues, poi non possiamo andare oltre perché ci cacciano dalla radio. Te pensa, una volta si potevano fare certe canzoni, ci si divertiva. Adesso ma Peno, tu che sei DJ dovresti ricordare questa cosa, perché la particolarità del disco Arrapao è proprio questa: nell'83 fece 100.000 copie vendute, tutto questo senza aver fatto un passaggio che fosse uno nelle radio, diciamo, statali o comunque nei grandi network, proprio perché per i testi che non sono propriamente da educandato non veniva mandato in onda. Eppure fu un successo figlio del passaparola. 100.000 copie quell'anno, nell'estate dell'83, l'anno di sì, Vamos è alla vero. Playa. Ma devi contare che c'era il traino del film. Certo. C'era il traino del film che mi sembra che aveva fatto dei begli incassi, no? Anche perché c'era voglia di ridere, si rideva, era tutta una parodia, ma ascella pezzata, no? Vabbè, insomma, erano tempi che purtroppo non torneranno più. Comunque ti saluto, ti ringrazio dello spazio e ci sentiamo a breve, capito? Va bene, ok, grazie ancora. Ciao Antonino, Peno. Alegher, ciao. Ciao, altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Pronto? Sì, pronto. Ah, sono Albino, ciao. Allora, due cosette velocissime, perché io non sto a parlare minuti. Allora, primo, il finanziamento ai giornali, qui i finanziamenti li danno gli editori, tanto per essere chiari, Rizzoli, Gedi e Cairo. Rizzoli si becca la bellezza di 11,3 milioni di euro all'anno, Gedi Repubblica Stampa 6,7 milioni, Cairo Editore con di più di IVA, donne e caciocavallo 5,25, non ti elenco gli altri, per cui il Fatto Quotidiano non prende un centesimo, mentre per 50 milioni, non so quanto diavolo rimangono, se li dividono tra Famiglia Cristiana, Avvenire, Libero, Italia Oggi, Il Foglio, eccetera. E questo è il discorso sull'editoria. Però il mio punto non era questo. Il punto è che io già mi incazzo al mattino presto, quindi figurati a quest'ora che livello sono. Ma la cosa peggiore che mi manda fuori dalla grazia del Signore è sentire questa massa di italiani schifosi che continuano ad appoggiare le critiche da parte di chiamiamole potenze, paesi stranieri, critiche rivolte ai nostri parlamentari ed in principal modo al Presidente del Consiglio. Non si devono permettere. Rispetto. Io posso criticare il mio Presidente del Consiglio perché è il mio paese, ma gli spagnoli le critiche se le mettono su per le orecchie, per non dire di peggio. Attenzione, e peggio ancora appunto sono gli italiani che gli danno ragione, anziché dire la signora Meloni, la cacciottara, massa di coglioni ignoranti e schifosi. E ti dirò di più, purtroppo tra questi io scindo molto comunque l'amicizia con la politica. Ho un amico che era in marina con me, che si è congedato dopo 40 anni di marina, maresciallo, capo di prima, eccetera, che questo è uno dei più accaniti
contro questo governo. Io lo carico di miserie e non gliene perdono una, poi quando ci troviamo ai raduni logicamente siamo sempre amici. Ecco, io quello che non accetto è il fatto di dover offendere il nostro paese sulla scia delle offese che arrivano dai paesi stranieri. Una volta gli americani si permisero di dirmi Italian scam. Scam penso cosa vuol dire, truffatori, roba del genere. Ancora un po' si beccavano una di quelle fraccate di botte che metà bastavano. Quindi l'Italia, gli italiani da fuori non li tocca nessuno. In Italia io critico, sono italiano, non me ne frega anche gli altri, rispetto, è chiaro? Solo che più schifosi sono questi, e le forze politiche non ne parliamo, i nostri politici poi ci squattano in questa schifezza, ecco, volevo usare un'altra parola che hai già capito, per cui adesso la mia è quasi incazzatura, l'ho messa un po' da parte, poi tanto ne becco l'altro. Scusatemi, le mie espressioni a volte abbastanza colorite non fanno parte del mio lessico abituale, però Santa Maria Santa, io vado fuori dalla grazia del Signore, ho 81 anni quindi posso forse permettermelo. Grazie Antonino dell'attenzione, vi saluto tutti, cerca di star bene, io vi ascolto sempre volentieri. Ciao. Prego, ciao, maresciallo. ciao. Allora, il discorso è in questi termini. Io ti vorrei ricordare la famosa copertina del 77 dello Spiegel, quello con la pistola sul piatto di spaghetti, ma negli anni 90 mi ricordo una rivista spagnola che fece questo titolo Porca Italia, con questa vignetta che ci dipingeva come una specie di paese divenuto un casino. Gli altri molto spesso si basano sull'immagine che noi proiettiamo. Se tu ogni giorno dici che in Italia c'è il fascismo, che in Italia la democrazia è a rischio, che in Italia facciamo tutti schifo, è normale che poi gli altri si permettono di prendersi delle libertà che altrimenti non si prenderebbero. Prova a dire a un crucco nazista o prova a dire a uno spagnolo franchista, una cosa del genere, poi vediamo che succede. Altre 3 telefonate. Pronto chi è là? Pronto? Sì, buondì. Ciao, sono Ornella da Lecco. Ornella carissima. Bentornato. Ben trovato. Mi fa molto piacere, la tua cultura stimola la mia intelligenza. Grazie, anche se la mi capa manca mia tanto sotto i piedi vostri. Dimmi tutto. Anche se mi manca tanto Sammy, dico la verità. Comunque sia, sono d'accordo con l'ultima parte dell'ultimo ascoltatore. Poi vorrei dire, insomma, che fai molto bene a esortare a leggere i giornali. Io per esempio ne leggo 2, quelli cartacei. Non sempre, però qualche volta ne leggo anche 2, perché così mi tengo informata, leggo ogni virgola io del giornale, anche la pubblicità, però quelli di sinistra invece mi limito quando vado dal giornalaio, mi leggo a leggere i titoli, perché letti i titoli e letto tutto da quelli di sinistra. Ecco, questo volevo dire e grazie per essere tornate e per aggiornarci su tutte le notizie. Grazie e ciao. A te. Allora, vi confesso una cosa, anche io ogni tanto leggo l'Unità. E sapete perché? Per lo stesso motivo per il quale nel 1977, ogni mattina, sulla scrivania di Papa Paolo VI, arrivavano tutti i giornali, Unità e Manifesto incluso. E non perché Paolo VI fosse un comunista, niente di più lontano dal comunismo di Paolo VI, ma perché era necessario leggerli. Era importante informarsi vedendo il loro punto di vista. Se lo faceva un santo, posso farlo pure io. Pronto chi è là? Pronto? Sì, buondì. Buondì. Proprio per questo motivo, per il motivo di Paolo VI che leggeva pure il manifesto dell'Unità, vorrei sapere perché non vengono erogati i milioni a tutti i giornali nella stessa misura da parte dell'Unione Criminale di Bruxelles. Il principio di uguaglianza postula che a condizioni uguali trattamento uguale, a condizione differenziata trattamento differenziato. Se uno vende 100.000 copie è diverso da uno che ne vende 3.000, o no? Ultima telefonata, pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Marco carissimo, ben trovato. Allora, io sono d'accordissimo con l'Albino su questo, dopo lui ovviamente è molto più grintoso nonostante i suoi 81 anni rispetto a me. Allora, tanto di cappello, ci arriva sì, ho 81 anni come lui. Esatto. Il nostro allora, maresciallo.
io voglio tornare sul discorso delle sigle dei telefilm che tu hai, così stemperiamo un po' l'atmosfera. Pensa, l'ultima sarà qualcosa da levarti la pelle, vai. Allora, quelle sigle di quei telefilm mi ha fatto tornare di quando ero ragazzino, anche quando ero ragazzo. Allora, in particolare quella dell'A-Team mi ha sbloccato un ricordo di quando ero già ragazzo, avevo 17-18 anni, e c'era anche a Mantova, c'erano gli emuli degli A-Team, più che altro del furgone dell'A-Team. Bellissimo! Esatto, ragazzi che erano della Mantova Bene e che quindi avevano il papà che poteva anche finanziare certe versioni. E questo aveva praticamente preso un bel furgone nero, l'aveva tutto bardato e praticamente nel cassone ci aveva messo dentro un salotto con tanto di divanetti, tavolino, impianto stereo che quando passava lo sentivi a 2 chilometri di distanza. Una cosa spettacolare, io non so quanti soldi ci abbia buttato dentro questo furgone. Non era un mio amico, era di un'altra compagnia, io non ho mai fatto parte della Mantova Bene perché non sono mai stato un Mantova Bene. Mio padre era un dipendente postale, quindi guidava i furgoni, però era amico di alcuni nostri amici e quindi ogni tanto veniva in compagnia con noi e faceva il figo con le ragazze perché lui aveva sto furgone bardatissimo, bellissimo, meraviglioso, eccetera. Comunque, e chiudo, molti di questi telefilm lì si vede ancora, li ho visti alcune puntate dei Chips, alcune puntate di A-Team, ma anche di Azzard, e pensa anche alla Casa della Prateria, le ho viste l'estate scorsa, magari mentre mangiavo verso le ore centrali della giornata, nel periodo che ero in ferie ed ero a casa, mi sembra su Paramount Channel, quelle robe lì. Quindi si guardano sempre molto volentieri, anche perché sono molto più rilassanti, mettiamola pure così, rispetto a certi film che fanno ormai da un po' di anni a questa parte, che sono anche molto più aggressivi, ma molto aggressivi anche come immagini, come ambientazione. Niente, io ti auguro una buona giornata e tanto ti ascolterò da mezzogiorno alle 2 come sempre. Ciao Antonino, grazie. Grazie. A proposito, 12:30, non le 12, le 12:30, oggi è martedì. Allora, salutiamo gli amici che ci scrivono su Facebook. Silvana Carracoi, la verità ottima, certo che sì. Rosaria Agosti ci saluta, Davis Buccelè, ciao Davis, buongiorno, Emilia Baraldi, buongiorno e buona giornata a tutti voi. Poi giustamente qualcuno mi dice perché non parliamo del prezzo del diesel. Io quando dico la benzina è ovvio che intendo anche il diesel. Giuseppe Giordano sulla pagina della Lega Salvini, 4 agosto 2026, diesel in Italia 2,097 litro, in Spagna 1,732 litro. Mauro Valentini ci dice buongiorno a te. Allora, bella gente, io direi che possiamo tirare i remi in barca, ci ritroviamo alle 12:30 con Capitaneria di Porto, non perdete il faccia a faccia con Fulvio Furlan, il segretario generale della Wilca, con cui parleremo di desertificazione bancaria, specialmente voi che ci ascoltate magari da qualche paesino. E che dire di più, che chiudiamo in bellezza, appunto, Augusto Martelli, La ballata di Boe-Yuk 1981, che era la sigla italiana di Azzard. Perché sì, negli anni '80 io l'ho potuto fare. Mi sono infilato dentro la Cadet dallo sportello, passando per il finestrino aperto, modestamente, come facevano i cugini col generale Lee. Ognuno almeno una volta nella vita deve farla sta roba, è una bella esperienza. Grazie per essere stati con noi, a più tardi. Questa è la ballata di Boe-You, due ragazzi che hanno una marcia in più. Corre l'auto, corre, spezza tutto il gas, la città non dorme mai con Boe-You. Boe-You. Loro certamente non sono eroi, ma scadenze folli proprio come noi. Con i loro stivaletti da cowboy, vanno sempre in mezzo ai guai.
Non cercano un trofeo, ma trasformano il rodeo, ogni prato libero ad assai. Insieme notte e giorno, e succede il finimondo, trema lo sceriffo che ad assai. Seguiti fatte gran battaglie e poi risate spazzacola fatte insieme a noi, le strade santi whisky e di cielo indiano, ma tutta in libertà con Bohemian, Bohemian. La vita va tranquilla nel profondo sud, attenti a fare i conti insieme a Bohemian. Se qualche un giorno poi li incontrerà, vedrete cosa vi dirà di Bohemian, Bohemian. Non cercano un trofeo, ma trasformano il rodeo, ogni prato libero ad assai. Insieme notte e giorno, e succede il finimondo, trema lo sceriffo che ad assai. Questa è la ballata di Bohemian, due ragazzi che hanno una marcia in più, corre l'auto, corre senza tutto gas, la città non dorme mai con Bohemian, Bohemian. Loro certamente non sono eroi, ma scadenza colle proprio come noi, con i loro stivaletti da cowboy, vanno sempre in mezzo ai guai. Bohemian, Bohemian. Non cercano un trofeo, ma trasformano il rodeo, ogni prato libero ad assai. Insieme notte e giorno, che succede il finimondo, trema lo sceriffo che ad assai. You